again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Stiamo rientrando da Fontanellato e Brescello. Anche oggi abbiamo condiviso insieme ai nostri soci una giornata veramente bellissima, carica e caratterizzata da tanta allegria, tanta simpatia, tanto calore, tanto divertimento. Oggi con noi è tornato Re Biscottino, eccolo! Sono tornato finalmente e devo dire che ho passato un ottimo pomeriggio anche alla mattina, però il pomeriggio è stato più interessante perché attraverso la ragazza che ci spiegava a Brescello il retroscena dei film di Don Camillo e di Peppone, succedeva che a un certo punto sono saltate fuori delle cose che non si conoscevano, cioè noi vediamo il film finito ma non sappiamo cosa succede dietro, e dietro succedono delle cose strane, perché poi alla fine è saltato fuori che il più simpatico nel film, che è Fernandel, era il meno simpatico nella vita rispetto a Cervi, che invece era Peppone.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart that you're really a part of me. And I've got you under my skin. I've tried so not to give in. You know, I said to myself, this affair ain't gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you way under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, step up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you, you're under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in these ears. Don't you know, you fool, no chance to win. Why not choose your mentality? Wake up, step up to reality. Just the thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin, and I love you under my skin. Come avete visto dalle immagini, veramente siamo un bel gruppo, siamo così un'associazione, come abbiamo detto tante volte, il Re Biscottino, che organizza diverse cose per il carnevale e qualcosa anche di diverso, di culturale, proprio perché è un arricchimento per tutti noi. Quindi avrete visto, stiamo proprio bene insieme e dobbiamo ringraziare tutti loro che così simpaticamente ci seguono, e tanti soci qua che sono sempre presenti e sempre disponibili ad aiutarci durante tutto l'anno, veramente lo dico con tanto affetto, rivolgendomi verso di loro, perché sono le persone che mi aiutano sempre, mi danno una mano in quello che noi facciamo, in quello che noi organizziamo, e ricordiamo sempre che è fatto tutto a scopo di beneficenza, cioè quel poco che riusciamo così a mettere insieme è sempre per fare qualcosa di bello per tutta la città, per i bambini, per gli anziani, per gli ammalati. E niente, siamo contenti perché quest'anno, questo 2016, veramente è stato caratterizzato da tante bellissime iniziative che ci hanno rallegrato il cuore e che ci hanno così dato la spinta per andare avanti malgrado le mille difficoltà, soprattutto economiche, che affrontiamo, e mille difficoltà che abbiamo a tutti i livelli, burocratici e quant'altro. Però il fatto stesso che siamo in tanti, che siamo qua e che ci diamo una mano l'un l'altro,
ci fa andare avanti. È da poco che frequento questo gruppo. La cosa che più mi ha impressionato e mi ha rallegrata è la collaborazione che c'è, che sono felice di aver trovato un gruppo di persone così di buona volontà e di buona compagnia. Oggi è stata veramente una bella giornata. Ci siamo divertiti tanto e non vediamo l'ora di partecipare alle altre gite. Io non volevo fare questa intervista, ma la faccio perché voglio ringraziare la Giuse per una bella cosa che è successa oggi. Io in settimana ho compiuto gli anni e la Giuse ha fatto una bella torta e poi magari il Marmina ve la farà anche vedere e io la ringrazio. Anch'io volevo ringraziare Giuse e tutto lo staff. Poi oggi c'è stato una sorta di ritornare all'infanzia perché la gita che abbiamo fatto è stata per me meravigliosa. È stata una bellissima giornata, 2 località vicine a casa ma che non conoscevo, state piacevoli, abbiamo mangiato bene, è stata una buona compagnia come sempre e siamo state bene, una bella giornata in amicizia e in allegria. Io non sono uno che ha fatto tante gite, però un po' ne ho fatte con mia moglie anche da ragazzo giovane, ma devo dire che un'organizzazione come quella che ho trovato oggi non l'ho mai trovata. Era da tempo che volevo appunto vedere questo paese che mi affascinava dai film, dai tempi di quando ero ragazzo, insomma. È stata una splendida giornata, mi è piaciuto moltissimo il castello di Fontanellato e anche c'è poi anche il paese di Brescello che è molto carino e niente, ci siamo divertiti, il solito gruppo, tanto siamo cacciaroni, per cui... No, una bella esperienza e magari anche da ripetere. Sono stata contentissima per la compagnia, che è meravigliosa. Grazie alla nostra organizzatrice che ogni volta è sempre di più.